Tanti siciliani in povertà non possono curarsi e lunedì c'è un sit-in all'assessorato alla sanità, un diritto alla salute che in Sicilia non è per tutti. È allarmante quanto emerge dal Forum Sanità Pubblica a Palermo e provincia sulla possibilità che hanno i siciliani di ricorrere alle cure. Nell'ultimo anno 800.000 di essi non hanno potuto esercitare quel sacrosanto diritto alla salute sancito dalla Costituzione e dalla legge 124 del 1998 che tutela questo diritto. I più abbienti si rivolgono ai privati, ma sono tanti che non sono nella possibilità economica di farlo e per questo rinunciano a curarsi. Il forum ha molto puntato sulla possibilità di rifarsi alle normative che tutelano i pazienti, secondo le quali nel caso di prestazioni che non possono essere erogate nei tempi previsti dalle prescrizioni, devono essere messi nelle condizioni di avere proposte alternative anche da erogare in ambito di attività libero professionale, il cui costo poi potrà essere caricato alla locale ASP. Ma per la regione siciliana questa legge non è applicabile perché, a suo dire, nonostante le lamentele di quanti non riescono a curarsi, la risposta assistenziale c'è e sempre, secondo la regione siciliana, tutto filerebbe liscio come l'olio e non ci sarebbero lunghe liste d'attesa. Per questo lunedì monterà una giusta protesta con un sit-in del forum all'assessorato della salute, nel corso del quale verrà distribuito un modulo da dare davanti ai CUP per denunciare le ASP che non rispettano i tempi previsti dalle priorità delle ricette. Di fatto verrà messo in evidenza che qualora le liste d'attesa non dovessero rispettare le prescrizioni mediche, il paziente dovrà presentare istanza al dirigente dell'ASP e nel caso in cui la prescrizione non venisse rispettata può rivolgersi al privato chiedendo il rimborso all'azienda sanitaria pena la responsabilità omissiva.